il presidente Josep Rull. Ecco, nella storia che è stata descritta di Aurelia Argemì, ecco che è stata ricordata questa foto, e cioè Aurelia Argemì al centro insieme all'abate Scarré e a David Maria Turoldo. Ecco qui un altro collegamento che abbiamo sottolineato sempre al Centro Studi Pasolini l'anno scorso con Aurelia Argemì, che ha spiegato il legame tra il Friuli e Barcellona attraverso il collegamento tra l'abate Scarré e Turoldo e tra l'abate Scarré e Aurelia Argemì. Ecco qui vediamo Aurelia Argemì da giovane. Qui vediamo Aurelia Argemì in Irlanda con il presidente dell'Irlanda e altre importanti autorità. Quindi l'attività internazionale. Aurelia Argemì ha svolto un'attività, è conosciuto da tutte le minoranze linguistiche e nazionali e quindi è un catalano internazionale, così l'ha definito Jordi Sánchez, l'ex presidente della Assemblea Nazionale Catalana, che ha 2 milioni di iscritti e che è un allievo anche lui, anche Jordi Sánchez, un allievo di Aurelia Argemì. Attività quindi internazionale. Ecco qui vediamo quindi Aurelia Argemì, un catalano internazionale. Qui vediamo Aurelia Argemì nel suo tavolo di lavoro dalla presidenza del Siemen con El País, quotidiano dal quale poi, che era abbonato a questo quotidiano dal quale poi ha disdetto l'abbonamento con delle motivazioni, dicendo semplicemente che il País non rappresentava più tutte le posizioni relative alla Catalogna, ma solo quella che contestava la volontà di indipendenza. Ecco qui vediamo sempre un'attività internazionale di Aurelia Argemì, anche la cooperazione, l'aiuto alle minoranze e ai popoli poveri. Qui vediamo la conferenza mondiale dei diritti linguistici con Aurelia Argemì, eccolo qui, lo vedete al tavolo dei relatori. Qui un'altra manifestazione nella quale vediamo un protocollo per la garanzia dei diritti linguistici. Vediamo Aurelia Argemì e Maria Pilar García Negro, che è una sociolinguista catalana. Sono un po' più giovani di adesso. Ecco Aurelia Argemì alle Nazioni Unite a Ginevra quando presenta la Carta europea, la Carta non europea, ma la Carta dei diritti linguistici, la Carta dei diritti linguistici che viene proposta come materiale di lavoro alle Nazioni Unite. Qui vediamo Aurelia Argemì vicino alla Torre Akbar, nella catena umana della Catalogna. Ara es l'ora, ora è l'ora, nella maglietta, cioè dell'indipendenza. E qui vediamo Aurelia Argemì insieme a Anne de Genève, sua moglie per 40 anni. Qui vediamo Aurelia Argemì col legame col Friuli attraverso Storia. Qui lo vediamo Udine Estate con il sindaco e il sottoscritto. Qui vediamo sempre con l'allora presidente della Fontanini al premio, con anche qui il sottoscritto, al premio che è stato dato dalla provincia di Udine per l'aiuto alle minoranze linguistiche e anche alla minoranza friulana dalla provincia di Udine. Qui vediamo Aurelia Argemì insieme a un'iniziativa organizzata da Storia a Barcellona, all'Istituto de Studis Catalans, insieme a Argenter, al professor Argenter, grande cattedratico della cattedra UNESCO di Barcellona, Jaume Vernei Lobé, presidente del Consiglio delle Garanzie Statutarie e costituzionalista dell'Università di Tarragona, Aurelia Argemì e il sottoscritto, in una delle tante iniziative che abbiamo fatto a Barcellona per almeno 10 anni, quando avevamo i finanziamenti della regione. Adesso per un attacco che ci è stato fatto non ci sono più, noi continuiamo comunque sempre a spese proprie a realizzare collegamento tra la Catalogna e il Friuli. Ecco qui vediamo in un'altra iniziativa
Aragonés che è dietro con Argemí e il presidente del Siemen nel 2023 a quell'atto di celebrazione dei 25 anni dei diritti linguistici. Ecco, qui lo vediamo, Aragonés con Aurel Adjemi e con David Minovi, ex presidente del Siemen, che parlano prima di questa. Ecco, qui vediamo Carles Puigdemont che dà una onorificenza ad Aurelio Argemí, l'onorificenza la Crow dei San Giordi. Qui vediamo un'altra occasione, Aurelio Argemí insieme a il presidente dell'Arlef e al presidente della provincia di Pordenone. Qui vedete il sottoscritto che quest'anno ad aprile ha consegnato la lettera dell'assessore Roberti della regione Friuli-Venezia Giulia, quindi un'attività istituzionale, saluto e di ricordo di Aurelio Argemí, di quello che ha fatto Aurelio Argemí per le minoranze, al presidente della Catalogna. Ecco qui Aragonés, ecco qui il sottoscritto che spiega queste cose. Vedete come si crea il rapporto istituzionale, ed ecco qui David Minovies, ne abbiamo già parlato. Qui vediamo Anne de Genève che parla di Aurelio Argemí e di alcuni suoi aspetti caratteriali. Qui vediamo anche un gruppo musicale che ha cantato in maniera molto ispirata delle canzoni a favore dei diritti linguistici e delle minoranze linguistiche. Qui vediamo Cesca Olivier, vicepresidente del Siemen, e qui vediamo Jordi Sánchez e soprattutto Carles Riera, che hanno espresso dei concetti molto importanti: la non violenza attiva, hanno il fatto di essere nazioni senza Stato, minorizzate normalmente da uno Stato, e della speranza che il Siemen ha avuto, e Aurelio Argemí, per l'Europa delle nazioni con la creazione del Conseu. Infine Jordi Sánchez ha parlato di una non violenza che deriva dalla convinzione religiosa. La nation è sincera, è semplice e bisogna avere un atteggiamento istituzionale, ed ecco che Carles Riera ha poi segnato questo concetto di nazionalismo decomplessato che riesce a integrare le minoranze. Bene, ne parleremo anche in qualche altra occasione, nella prossima domenica. Buona domenica, alla prossima.